Se non ci sta la cultura in una serata dove si parla di teatro, dobbiamo cercare intanto di valorizzare il nostro dialetto, che il dialetto poi non è, perché è una lingua, lo sappiamo tutti che il siciliano è una lingua che è protetta dall'UNESCO. Questa sera abbiamo voluto invitare tra noi un professore di grande cultura, è il professor Salim Bey, il quale vi presenterà, vi darà un saggio di quello che è il suo corso attualissimo di lingue multietniche. Prego, professore. Sì, bene, benvenuti a tutti. Adesso è arrivato il momento culturale della serata. Ecco, noi infatti vorremmo così darvi un cenno sul nostro corso di lingue. Ecco, come è stato detto, in una società multietnica come la nostra è diventato sempre più importante conoscere più di una lingua. Ecco, noi questa sera vi daremo questa opportunità. E allora il nostro corso di lingue ha come titolo Non vedo, non sento, ma parlo. Dunque ora dovrebbe arrivare qui il professore Cataldo, sì, che è un professore di madrelingua e di padre ignoto, purtroppo. Io dirò alcune frasi e il professore gentilmente le tradurrà per tutti voi. Oh, eccolo, prego professore Cataldo, benvenuto. Sono davvero molto onorato di essere qui stasera. Ecco, io stavo dicendo qui al nostro gentile pubblico che io dirò delle frasi e poi lei gentilmente le tradurrà per tutti. Sì, effettivamente già ci eravamo messi d'accordo. Ad Sì. ogni modo lei al telefono aveva una voce molto più giovanile. Sì, io la tengo un po' più alta. Excuse me, Professor, are you ready? Excuse me, Professor, are you ready? Sì, si è portato delle radio, magari per il pubblico. No, sono venuto qui per un altro motivo. Oh, do you translate the phrase? Do you translate the phrase? Se scambia letti con transessuali, giusto? No, sono venuto qui per un altro motivo. I had a great pleasure to meet you. I had a great pleasure to meet you. Prova piacere quando glielo mettono. Where are you come from? Basta, per favore. What? Culo? Culo è un gadget, sì, un Oh, gadget. gadget. Thank you for the gadget. I like gadget. Sì, ha detto grazie alla metterà. E allora, prima frase. The first phrase. Allora, questa è una frase tipica di questa lingua. It's a typical phrase of our language. Frase che si svolge fra una madre e un figlio. It's a phrase that svolges between a mother and son. La frase è la seguente. The phrase is the following. Piero. Ah, sì, questo lo so, sì. Professore, non dovete sapere, non è un quiz, professore, io ho spiegato, ecco, io dirò delle frasi a caso e poi lei le tradurrà per tutti noi, hai capito? È così. Ecco. Allora, ripeto. Repeat. Piero, mi aiuti a preparare la tavola? Certo, volentieri, mamma. Non ci sembra possibile che devo fare tutte cose io in questa merda di casa. Quando è arrivato qua se ce lo devo dire, perché questa casa non è un albergo. Io sono più stanco, mi state facendo muovere, mi state contando il cimitero. Mamma, come fai? Vieni, sono al gabinetto. Io già sono stitico dentro, tu devi mettere le cose forti e io non mi concentro. Disgraziato, ma sapete tu, sei scendo come sfurna morta. Mamma, ma porca miseria, perché non ti chiama tuo figlio Vito? No, se ti chiama te, si chiama te. Mamma, libero, sempre io! Ecco, professore, si potrebbe attenere al testo. Thank you. Allora, seconda frase. Second phrase. Una frase che capita spesso di dover dire o sentire dire. Yes. Una frase che si sente in mezzo al traffico, In the traffic. nei parcheggi, In the parking.
sui marciapiedi. On the marchpades. No, vai. Let's go. La frase è la seguente. The phrase is the following. Scusi, può spostare la sua auto che ostruisce il passaggio? Mi perdoni, provvedo immediatamente. Professore, mi raccomando, un po' più circolucito. Di questa merda del magari che ostruisce il passaggio. Tutti i giorni, puntualmente, quando esco dall'ufficio alle 17:30, me ne sono sempre sta schifezza qua. Ora basta che ora io piglio un click e ammacco tutta. Ma lei chi è? Sono io che le parlo qui dal terzo piano. Ma è potete fare questo, ah? Questo è un quartiere di galantuomini, lei la deve finire. Sì, una via, ma lei deve capire pure a me. Non lo vedete che sono ostruito da una vettura che mi ostacola nel passaggio, lei mi deve aiutare. Senta, questo è un quartiere di galantuomini. Lei, se vuole il proprietario dell'autovettura, va e se lo cerca porta a porta. Non che si mette a fare tutto questo baccano. E che cos'è tutto questo caos? Sono io il proprietario dell'autovettura. E io andavo a prendere un caffè. Mi Ugo sempre su questo caffè. E allora, la volete finire tutte e due? Io di notte ho avanti e di giorno ho diritto di dormire come tutti gli altri cristiani. Per evitare che gli venisse un'embolia sull'intervenuto. The embolies. Sì, tua sorella, lei è embolista. Sorry. Your mother and your sister, I know they working in the park. Lingua, tac. Mamma e sorella, yeah. Ma non le ho fatto niente, non esce neanche sangue. E non si preoccupi, che ora si rimargina la ferita. Però sono stato fortunato. Il proiettile come è entrato non ha colpito alcun organo vitale. Sì, come entrato e uscito. Sì, è entrato e uscito, poi se n'è andato qua a destra. Comunque questa è la gamba a cui uscire in quelle. No, senta professore, per favore, almeno l'ultima frase cerchiamo di farla un po' più precisa, d'accordo? No. Precisa, please, precisa, yes. Precisa, ok. Allora, ultima frase. The last phrase. Frase che racchiude in sé tutto lo spirito di questa lingua. La frase si svolge tra padre e figlia in un momento molto, ma molto delicato. In a very particular moment. La frase è la seguente. The phrase is the following. Papà. Ma riesci a che non si deve Professore, faccia finire la frase. Faccia finire la frase. Papà, mi sono fidanzata un'altra volta. Papà, mi sono fidanzata un'altra volta.